8:40 è lo spazio del nostro Ad Alta Voce, in compagnia, come facciamo 2 volte al mese, di Carla San Nicola, sociologa, ricercatrice sociale per il consorzio Aster, l'istituto di ricerca di Milano, fondato e diretto dal sociologo Aldo Bonomi. Buongiorno Carla, ben trovata. Buongiorno a te cara, buongiorno a tutta la redazione. Allora, oggi parliamo di turismo. Tu ieri hai tenuto un incontro a Martina Franca in cui il focus era come il turismo cambia le città, e ovviamente io vorrei declinare questo tema sulla nostra di città, su Taranto, o comunque più in generale capire effettivamente il turismo un cambiamento reale nelle città lo porta, e da quando in poi possiamo parlare di cambiamento, Carla? Beh, in effetti mi dà l'occasione per ringraziare prima di tutto la Proloco di Martina Franca, che ha avuto la sensibilità di creare un incontro in cui discutere di uno dei fenomeni più, attuali dell'ipermodernità, cioè il turismo. Il turismo è un flusso, come tanti altri flussi, che arriva nelle città ed è un fenomeno che sta attenzionando un po' tutte le città italiane, sia per la tradizione turistica che è tipica del nostro paese, ma non solo, e sta attenzionando anche la città di Taranto, giustamente come tu dicevi. Chiaramente rispetto a Taranto è una città che apporta un ritardo anche all'interno della stessa regione. Basta pensare che per esempio si pone al penultimo posto come provincia per gli incrementi che si sono registrati tra il 2022 e il 2023, quindi in un anno, pur avendo registrato per esempio Taranto un incremento degli arrivi del più 4% e delle presenze del più 0,1%, con 308.000 arrivi e 1.209.800 presenze, di fatto rimane ancora una provincia in cui c'è molto da fare in termini di attrattività turistica rispetto alle altre province, regionali. Quali sono gli aspetti su cui dovremmo lavorare, Carla? Sicuramente non siamo la provincia che sta ancora affrontando uno dei temi più grossi quando si parla di turismo, che sono gli impatti negativi che il turismo comporta, perché in quel caso soprattutto uno dei fenomeni più attenzionati, pensiamo per esempio già solo al caso di Venezia, è quello dell'overtourism, cioè di un turismo che impatta talmente tanto da determinare anche delle conseguenze negative soprattutto sugli abitanti, perché si pone un problema tra il rapporto tra chi abita la città e chi la usa. Quindi è chiaro che Taranto invece al contrario sta cercando, anche alla luce di quella che è la crisi che è nata con l'ex Ilva dal 2012, di darsi un nuovo modello di sviluppo che rompa la monocultura industriale e che attenzioni lo sviluppo di ulteriori settori, e tra questi sicuramente il turismo ne ha tutte le potenzialità. Basta pensare appunto ad uno dei driver attrattivi più potenti anche nella regione, che è quello appunto del Museo Marta. Il punto è che bisogna però lavorare ponendo in atto tutta una serie di strategie sinergiche a livello anche e soprattutto territoriale e di area ionica, perché chiaramente Taranto non può solo immaginarsi, non ha la forza sicuramente che hanno Bari e Lecce, che da diversi decenni hanno lavorato in tal senso. Sicuramente per esempio l'arrivo delle compagnie crocieristiche anche a Taranto, diversificando la destinazione del porto, ha comportato un grande successo. Tutto lo sviluppo che la Marina ha fatto per far diventare il castello un ulteriore driver è un elemento importante, ma il punto è che la città e l'intero territorio ionico devono ragionare in ottica di comunità territoriale per creare un sistema turistico, perché il punto è che non basta far arrivare il flusso, ma poi bisogna anche farlo rimanere almeno per quella che è la media dei giorni che arriva nella Puglia, che è più o meno di 3 giorni e mezzo, insomma. Certo, uno dice però non è che possiamo aspettarci che tutti i turisti si fermino. Sì, però noi abbiamo prima di tutto la provincia ionica ha la potenza del mare, che rimane ancora come segmento, il turismo balneare, il primo segmento della regione Puglia. Ma in più c'è un altro dato fondamentale su cui Taranto può ragionare, che è il fatto che anche la regione sta lavorando molto per la destagionalizzazione, attirando sempre di più flussi turistici. Ed infatti
la Puglia è la regione che è riuscita non solo a superare, diciamo, gli arrivi e le presenze del 2000 che si erano, diciamo, attestate nel 2019, ma addirittura le ha superate. E in un anno questi arrivi e presenze hanno visto un incremento che è stato soprattutto lanciato dal segmento straniero. E Taranto è una città che può tranquillamente attenzionare questo segmento,